sappiamo dei momenti. Le primarie per la scelta dei candidati PD alle europee. Parte dal segretario provinciale dei Democratici di Agrigento Pippo Zambito la proposta perché venga coinvolta la base, come in occasione delle elezioni politiche di un anno fa e come per la scelta del premier, del segretario nazionale e di quello regionale. Insomma, le primarie come momento di partecipazione e di condivisione delle scelte di partito. La proposta di Zambito giunge proprio all'indomani dell'elezione del sindaco di Agrigento Marco Zambuto a presidente regionale del partito, scelto che avvalora sempre di più l'ipotesi di una candidatura al Parlamento di Strasburgo. Chi decide i candidati alle europee per il Partito Democratico? È questa la domanda che mi viene posta dai circoli della provincia, commenta Zambito, a fondamento della sua proposta, ed è una domanda legittima per un partito che sostiene di voler ripartire dal territorio. Da settimane sono annunciate candidature, in qualche caso addirittura presentate ufficialmente, e tutto questo senza che il tesserato del PD siciliano ne sappia niente, costretto ad assistere inerme agli umori di quanti ritengono di poter determinare le sorti del partito. Per le europee, conclude Zambito, il PD siciliano organizzi presto un confronto sul territorio, promuova le primarie tra i tesserati per un'occasione di scelte al contempo di contenuti ad oggi poco presenti. Intanto si è ufficialmente conclusa la stagione congressuale del PD agrigentino. L'ultimo atto è stato l'insediamento della commissione di garanzia che ha proceduto anche all'elezione del suo presidente. Si tratta di Domenico Catuara, ex sindacalista della CISL, eletto all'unanimità dai presenti. All'insediamento ha preso parte il vice segretario provinciale del PD Luigi Lamarca. Su proposta del presidente Catuara, Laura Lana è stata eletta vicepresidente della commissione.